insegna a scuola, tu hai a quinta elementare e serale di giunta. E ma se vuole darmi una manozza a me a pensare un po' di causa, tutti tutti fare chiaro. Ma dove c'è una casura per Vero, perché casomai che ci vedi di dignità a fare la santa. Che tu non vuoi fare? Che tu non vuoi fare? Ma che cosa può cucchiare in tanto vita? Può sapere? io essere cantata, sogno libera e evacuata. Avevo sempre giocato mutua. Se forse si potevano pensare una volta. Oggi come oggi sui cavalli, ti chiami un carriere tenuto, no? Guarda, tu non sai come mi sfottono l'amici mia, tu non lo sai. Che si scaldano e si appuntano per dire una canale a me casa. Non te ne dire, mi sono esagerate, perché? Ma tanto tuo papà, Vabbè pure. capicure, per Lazzaro, me frate, dicano che è molto di cammina, ed è pure spintato, e ti voglio dire che sai, me cucina, a diventò chi tu è, perché so pace, e il piatto di banca, e che non c'ha tanta gente inquietante. Ma questo discorso non me lo ricordo. Chi vuole? Non sai ciò che voglio dire? Me pace, chi fa? Rimello. Che fa? Un taglio troppo importante. Rapidissimo. Allora, l'agenzia di competenza, perché? Tu poi che cosa ne così molto se la faccio. E meno male che aveva fatto già la sua verità, l'agenzia, se no sta a sua costura della volta di una chiesa a domandare le mostre. Che vuole? Sai, tu vedi che chi sto mi sputtano la ciglia, che manco una cena alla mia casa. Tu Ma non mangi c'è più sono esagerato. Che cosa vuole? sai, un problema è tuo figlio, Lazzaro, capisci? Perché dicono che è spintato. Ieri un padre ha costruito fare l'alza di lavare
tu sai che io ci tiene a suo figlio. Sì, e tu, il mio figlio mascolo è un figlio prediletto e io che mi affiammino non mi tocca mai niente. Non devi fissare. Tu sai che Lazza da che dicendo quando cominciò a lavorare un nonno e tuo papà. Chi tu di molto, quasi quasi ci parla. Le vacillo quasi, ci parla. Ah, notte, tu chi sai? Che aveva vedere il stellicchio un po' stomaco. Che aveva campane con cristiani che manco che non siamo. A te ci studenti ti vedo più spesso però. Tu sai, Lazza va tutto particolare, anche mica niente ti acquisti, che vuoi? Ma che poi te siamo più smari e si leve avanti, che a casa non facciamo una muffa. Tu pensi di capire? Piccino di mia ci pensato e tu sai. Ma tu cucchiglio, ma tu vuoi proprio avere già le case. Poi da dirlo perché tanto non ci ne esce niente, no? Capisci? Non ci ne esce niente. Allora intanto chi tu come chiamaste tu? Ad un uomo, sai, e si chiama Macumba. E tu sei africano e c'è la gioca nel figlio. A me non interessa niente, mi chia Macumba voglio. E l'avrò, un guscio, e senza lascio consenso. Ma, Perché a me non mi interessa niente, né di niente da scandare. Tu da scandare di dico ti dice tuo padre. Ma poi dico io, tanti belli che tutti ti fare i danni di Gesù, che ti guardo, tutti vanno a morire uno, che vedi un uomo, con la neanche nel padre. Ma c'è più morire via. a me non interessa niente. Io a Macumba non la follia. E come ti ammazza prima io che porti che fa volevo fare ci risposte inutili. Io vai in famiglia, ci va là di pantalone signora Madrona, mi raccomando, cerca di sbarazzare fra qualche servizio perché se viene non si chiede se te le parlare, c'è capiendo Natascia? Ma tu sai molto Natascia? Vai, ci vado solo io. Dico io, ma non hai capito ancora un bene. Mi disse che voglio affittare la colazione e ancora non ci fu. Quanto ci chiamo per una... Pronta? No! Ma ogni sera mi dicesti che avevi inventato la colazione! Ma come ti tu mi ci a fare il acido? Essere qui, amore mio! Ma ci manca l'unne! Essere qui, amore mio! Ma che l'unne? Vieni una volta! Aprire! Salve!
Va bene da sole, io tornare a lavorare. Ciao mamma. Arrivi mamma, Michela, ma dimmi che dici. Ciao Natascia. Ti ho detto 100 volte che questa radio te la devi sentire a volume basso, perché io devo studiare le lezioni per i alunni. Hai capito? Da suona! Santa qua, dentro! Non devo finire la mia musica napoletana, bighe e voce! Allora, ma si vede vero che siete cucine, quanto vi volete bene, veramente, cose giuste. Ma, cugine, per me voi siete dei perfetti estranei. Noi siamo parenti, solo sulla carta. E appena poi tu volete dare un anno, pure una volta posso dire che stavo un tutto vantea. Ma guarda, per me non c'è nessun problema. Mi posso lasciare sulla Vai, tavola? vai. Ah, ma tu casi, figlia mia, magnifica. Ma vuoi volete finire in quella rampa e figliotti come lasciate finire a scuola, finite? Veramente, cara sorella, che tua figlia Dolores Crepanza aveva venuto a parlare a mia figlia. Io sono educata e non dico parolacce. E poi ricordati che io sono una professoressa e non una quinta elementare serale come tua figlia. Io sono piena di cultura. Ma che mi stai dicendo? E mettici un bello comune di una sua cultura, perché ti pare che ti trasferisce con te fuori. E grazie. Invece a tu hai cose giuste. E tu per spicchio di tuo figlio ti fa un cielo. In cielo, di cosa c'ha a dire? Dice dire che hai mandato da affrontare discussioni con mio marito. Poi nemmeno parlare a suo papà. Non hanno visto più l'uscio. Che ti dice dire? Buono, tutto quello che mi hai detto. Se non ci siamo sciacquati è tutto colpa libro. Ah, così è. Veramente ha cominciato prima tuo marito e tuo figlio. E tu sai. Giusto, perché a te ti pare giusto come fece con la lingua. Che dici? Io lo dico subito subito. Che cosa? Vuoi dirci un euro che sì, signorino, sì, no, una sì, signorino. E vuol dire che non ci fece solo un funerale a mio marito, manco le ore. Dici cose che si fanno su una quarantena, 3 ore, 3 ore. E a te solo ti pare giusto ma tuo figlio. Figlio tutti zitti, fotografie, rigitti, signorine e poi il tuo congelatore per farle morire in prima. Queste cose che ti fanno sono, così è. E poi, domani poi, che ti devo fare? Scusate, quanto ci ha domandato per fare un funerale a casa Peppina? Quanto ci ha domandato? Oh, picciolo, tu me l'hai non ci ha domandato un funerale a mamma Non ce la devo fare, grazie, non l'ho capito. Insomma, domani pare che ti preoccupare. Poi una vicina da mistica scivola e poi è sotto acculturato. È un classico caso quando non usci faccio una sola, veramente. Amica mia, noi non è che siamo un piano di banco. No? Noi campavamo sulla moto di tutti nei cristiani. E questi campari che hanno le spalle. Comunque, che era nostro figlio, ti c'è dire che hanno lavorato con la fiera, ma marito comincia un frigorifero. Perché stiamo vivendo una disgrazia quest'anno, non è possibile, io vedo, ma prima lo tempo, poi si va bene, chiama amico. No, pare camarello non si chiama mai, no? Poi si vuole figli, da 7 aspetta, appena viene la pagina. Io aspetto e aspetto, non ti preoccupare, la cava di pennare. Ti dico solo una cosa che bisogna aspettare. Tatuaggi, pipicciole, facessimo qualsiasi cosa. Nuovo! Sì. Nuovo, ma vedi tu quale punto tu vieni a pietra. Guarda che un piscio la parentela di picciolo, frione, guarda che picciolo. Gli si entra tutti i cristiani invece usano, come siete combinate e quanto pesate. Figurati, che quando passa tuo figlio, se tu
voluto così applicare 10 pillole di Viagra tutti insieme. Ma che anzi, Mal di stomaco, come ti sto? Ma mamma è aggravato. Che cosa è stumiaga? io non appare, tutte aspetti. Non si chiama Viagra, si chiama Viagra ed è la pillola che fa sentire l'uomo più uomo. Vero? E allora si fa più io? Donna! No, altrimenti che scemonino. Ma volevo venire, la gente stanca, mi sta prendendo quello che fai a me a contare il suo. Per carità, ti manca che sul lavoro e cosa è successo? Perciò qui siamo bella a sistemare, quando ci dice ma vai, va bene, quello qui, e ha alzato fino alle piedi. Perché? Perché appena la mangiata, per poi non c'è la tazza, ci posso mettere una panella cavolata. Io ho inserito un tagliamo da faccia e non ne so mai più. Vedere casa, se ne sa, vedere perché non ci posso dire. Mi sa che tanto per dire, tipo da bevarlo, cattivo palese, no? Ah, ora si faccia insieme. Beh, se diciamo una bella saldatura, patapì, patapà, avevamo due, un copietto, non si può più. Ovviamente. Hai fatto effetto. Capisci? Allora stiamo appena a vedere dove sta sta cosa? Ma stamattina l'altro potevamo più. Ne legge aspettavo io e mi patiso. Ma a un certo punto, quando non si poteva chiudere, stamattina che me ne fa? E c'ho tempo di decidere una cosa, dato che non si può chiudere questa cascina, è stata nella pettina di tigre, e poi non vado che un antico. Un po' con all'altro, sta caccia d'altro, sta scherzando. È l'ultima da Cristo. Accogliamo, non si poteva chiudere perché Donisa che aspettava il facesse Lazzaro, figlia Sierra. E Sierra! E io, so già, Anche niente, se non più con la Sierra! Però, ma fa tutto. Muoio, serio. occhio io, vai, una campana da una volta già parla per le signorine. Che dici? I molti più sciambi proprio, il capo sono tutta buona, ma che non vengono gli lì si fidano. A qui per i santi non si cercano. E perché un po' canciato? Un canciato, ormai sono bello travaglio, cose bello non vuole fare nudo. E la cosa bella, sai qual è? Lo paghiamo profumatamente a chi? Papà! Incidente, c'è fu! Anche per il siciliano! Faccio noi! No, no, aspetta! Se tu sia, ma chiedo un film, un film! In Francia. Ma se capo me va se in Francia? Se, ora mi stai dubitando. Lazzaro, stamattina mi telefonò la signora Latona. Tante vuoi la signora Latona. Ah, ma sua figlia è circa un mese e vuole sapere se è maschio o femmina. E c'è figlio. Giuseppe! Ma come? Guarda! Giuseppe! Ah, sì, una volta non sapete se sua figlia è cinta non vede se è maschio o Giuseppe, come ci vuole io? Giuseppe! Dici che è gel, è mia! Allora, per la verità, non ci va a dire a te che c'è una cosa di così. Ci dici che è mezzo maschio, ma che assomiglia a una femmina. A cosa che non esce la stava la Papà! Ci sarà bruciato, che sta pigliando fuoco! Mi sta pigliando, sta pigliando l'ubbia! Ah,
ascolta, tu possiamo vedere l'alterato, scuola, lo senti raccontare. Giuseppe, ne faccio una buona Ma contrasta. stavo venire a Giuseppe, sei lontano, non è Giuseppe non è Giuseppe. La prima volta che sono visto mia moglie era lì alle Ungherie, con il cappello nero, gli occhiali neri, il cappotto nero, la camisa nera, la gonna nera, i quasetti neri, i scarpe nere. Ma che era una fiesta? No, pure la risotto. Che emozione, allucinato che un chiaro funerale. A me che devi visto un po' di disgrazia vince con cuore. Come non disgrazia, ma tu spiegate e facci i tuo zio, niente ci può succedere, perché non lo in mezzo. Papà, io e Giuseppe avevamo a fare il morire, non so, la lasciare, sai? Che dovesse una cosa vuota ci va a fare succedere, ma a fare soffrire. Ma lo sai di questo? Se vede tutti di belle picciole dalla sua nonna e nonna, ne vuole scavallare il tuo terreno spiegato nel bel campo, che manco si c'erano piantare in corpo, ne rende conto. Ma che ne potevamo inventare? Che ne potevamo inventare? Giuseppe mi disse, Giuseppe? dice, ma perché facciamo una bella solita spiritica a casa? Ma così un nonno, già se ne sono mia, e dice che ti contessa quando era vero. È giusto, stavo lontano, ma tu già sei nemmeno, e io che dico. Bello, bello, mi piace io caro Lazzaro, perché tuo zio è seduto spedite, ci chiede via! Ma perché tu ci Ci chiedi? chiede via lo zio! Ci chiedi, Giuseppe, non ci chiedi da fare. Io, però io! Hai saputo, tuo zio si picca un bello terreno che tu non farai così giuste e al suo signor palla piana, danno proprio un nome sanno tuo zio e invece non cambiamo in belle picciole. Papà, tu stai go, facciamo scendere tutte le famiglie a capo e facciamo la sul caspetto. Ma così che tu che dici un nome? Io vedo. Guarda per tu o guarda pure? Una volta che mi appaichi. Senti io, ma che non sono un po' curato. Sto venendo! Signora Teresa, quale piacere, tutto a posto, come si sente? Bene? Signor Santo, ma come mi sento? Così a così. Ah, ho capito, ma che volevamo dire? Sai, come potessi chiamare? Ma mi sta a consegnare un pari capo, si caccia la sala avantiere. Perfetto. Lazzaro, chiama a tua madre e ci caccia una Teresa che c'ha la pagina. Ma, già signora te, ecco ti dà la chiamare le vai con. Veramente, come avevo conosciuto, ha cominciato. Senti, chi parla tutti i gente che viene nella nostra casa, c'ha molto più forza qualcuno. Ma quella succede. Meglio un po' prima. Signora Teresa, che qua? Non è che gli posso dare le fatture che lei ci dà a suo marito. Ah, Pippo! Ah, che è? Un piratto pure pensiero mio marito. Cagata, questa è mia. Io tu fa una troviere e io tu comatti mi sapiente. A me non mi interessa niente. L'unica cosa che posso fare è che a parlare mi faccia chiamare, va bene? Ah, chi ci sto? Ci sto parlando, non tu mi marito non si cade là, però. Chi sei tu spiegatemi? Comunque, lei parla di poi capo, non c'è tutto. Si calma, già dai capi, causa. Però tanti dai non ci posso fare perché sono ballerina, non ci vedo. E fin nessucita di niente, fin nessucita. Signora Teresa, ma come ce ne fide? Lei ormai entra in un sencito, non si può nascere più. Ormai per lei ci vuole un miracolo, come di una nave Sant'Anna, come ce ne fide? Forse lei non l'ha caputo. Io sono un figlio, nessuno pazza nessuno. Diciamo mia già è fuori. Ma quale pazza è fatto? Se non passa tutto c'è rimedio. La morte. Sì, ma mi dici una cosa. Tu ti stai adottando
Più Ma qui tu mi una speranza, ma qui tu mi una. Non si preoccupa, signora Teresa, la speranza è l'ultima a muovere. Saccio tu Luca, sono troppo sfortunato. Una maledizione si colca pure mia. Più unico! Ma che più, fatte le tante. Ma perché sei pistonevolo? Ma se più unico non ci posso dire che cambio piano, è giusto. E poi unico la viola sono i miei colori preferiti. Fammi una cosa buona ogni tanto, una buona notizia puoi fare ogni tanto, porca miseria. Io sono noi, fua, cucini, disgrazie, per tutto. Non è quanto che mi ha pagato. No, ma non male. Solo le sì, non c'entra mai. Ma nemmeno lo sa, a te l'educazione ti hanno insegnato, tu quando nascisci, no? Non sai come si saluta quando si casa nelle case di cristiani. Poi si è sentito che io ci c'è casa in bagno ci dice proprio locale, capite? La scrittura più piena che ancora la vita è che assunto posso la vita, sai? Oh, prima di parlare meno anni, perché lascia fare con la buona lungo, capisci? Questa volta ti dice proprio Luca, la prossima volta ti faccio a bagno le occhie, tu ammorerai, c'è vero, Giuseppe, ma la c'è là! Atto, la c'è là! Insomma, Giuseppe Marino, io tempo da perdere non ne ho, per me il tempo è denaro. Lo sapevo, dici, non ti preoccupare con la tua. Santo! Vieni qua, che Amici, il mio caro cognatino, quale piacere! Ehi, non mi sta a fare? Cosa che prende a fare? Io con il piccio sempre di me sorge, sai? Il picciolo, questo è il mio questa picchiato terreno, picchiate. O del mio non farsi casare di patate, sai? E poi il mio avvocato sa che mi ha detto che picciolo rispetto a una figlia più nera, ovvero a mia moglie, sai? E io ti dico un'altra cosa, facciamo quando ti finisci tu e tutto prendi la testa e piede. Ora potete ricordare già, dicono in giro che noi siamo ignoranti. Dicono. Però sono parlato con il mio ragioniere e il mio ragioniere mi ha detto che siccome non c'è testamento Oleoso! come si dice? Comunque su questo non c'è testamento, come si dice? Oleografo. La riscossione della marchicina di tutte le ore, capisci? Andiamo a mettere l'acquetto, quindi... E infatti non capisco come da me. Un lasso tutte cose a mia moglie immacolata, non capisco solo. Ma Ma perché io mi significherai nella lingua? Le padre mia, ma allora, per questo mi chiamavo crocifissa e mi passava sempre la testa e piede. Ora lo posso fare. Devo fare una bella proposta. sentite, Andiamo per la questione, facciamo parlare al nostro suocero. non capivo bene. E decidere la questione, facciamo parlare al nostro suocero. Ma il suo suono, ma che fa? Andrei dietro, che dice? Ma che c'entra Denise? Lo facciamo parlare attraverso mio figlio Lazio. Ma come si dà? Facciamo una bella seduta spedita a casa. Tu me ne la tua famiglia, io con la mia famiglia facciamo uscire la nonno e vedremo a quei cadroni dei piccioli e a quei cadroni. E a me come dice che chi deve suono? Con Lazzaro tu puoi stare più che sicuro, con loro che vanno alla scinta. Oh, però vedi che noi siamo gente onestamente onesta, quindi non Non me la conoscessimo. Va bene, questa mi piace. Anche perché sono sicuro che mio suocero questa volta farà le cose giuste e se per di piccolo non ammoccavano mai. Sta bene, più tardi io, mia moglie e mia figlia veniamo qua. A posto? Abbiamo visto! Ciao!
voluto, sindaco Orlando. Vede che il tozio sa guidò. Un aiuto da fare, vede il tozio sa guidò caso di sto Papà, che mi dice un anno io da lì? No, questo non mi sono spiegato. Un terreno ce la fa la gara internet di picciolo in alta. Ci penso io, non ti preoccupare, ci penso io. Guarda, O lo sai che faccio, Santo? Vieni la bella pensata. Vai da lì, ci va giù un grumino a medaglia, così ma questi anni antichi, va bene? guarda, è a posto. Ci va da io, ci va da me. Non è poi che rimane. Non c'è l'altro, non c'è Camoente. Io sono un collaboratore molto amico, non c'è Camoente. Ciao Lazzaro, come sei tutto a posto? Che sempre allegro, se vuoi dire che non t'ammazzi, fa bene lo vuoi. Tutto il giorno da stare che venisse a fare, io spero e mi auguro che anche volta che mi un bel cavallo senza male. Susana, stavo con potevamo fallire. Vedi un po'. Quando la cavaglia con madre ha aperto marito una pallata, un morto muore, non la puoi fare. Che vuoi dire, Lazzaro? Non sto dicendo mio figlio, i tua morte pare che muore, che invece non muore male. Santo, ancora mi chiamò l'amico mio Filippo. Chi gioca a cavallo è una casa del posto, non te fai franca. Ma le insegna c'è proprio pronta a fare. Tu non avessi raccogliente in casa del posto. Franca è la proprietaria. La proprietaria. Scusa, sono mandato zio, ma sei cassetto poco. Sì, e quindi? Ma che tu devi fare? Perché queste questioni non Filippo, l'amico mio, e disse che la signora Concettina si è che non lo occhie. Puoi essere casa sua. C'entra! Questo è il codice segreto, lo so per telefono, ma mi sa dove qualcuno. Io a te ho avuto il mio nome. La signora Concettina, Santo, ha 97 anni, recimista, giorni, 12 ore e 27 minuti che a casa. Quindi sta arrivando a cura, quindi stai tranquillo, a domani non c'è arrivo, a così per essere e io c'è vero. Capo, allora, tu non puoi, chi vuoi? Chi vuoi? Che ha consumato durante, c'è il bambino e c'è il alla mia come E poi dire, io ti do 200 euro, una volta che ancora un amoroso. Certo, muore! Va bene, io mi dirò, mi devo casa, ce lo so. Cavolo, il terreno ci dà caccio 200 euro e chi sono una 100 euro. Senti che a dovere che se ti sono un po' dentro di più e la tu mi decipisci con il interesse, Ma tu non si vuole casa, che era concentrata a campare 97 anni, 6 ore, 12 ore e 27 minuti. Preparate la visita, abbiamo proprio venire a qua. A momento. Pesante, Oh, secondo me a donna è lì che mamma, non c'è niente. Però non è lì, non ti vuole un po' cos'è? Io sono un po' conoscente, a questo ti mette la testa dall'etica, quanto vuoi, lo so ma, dall'etica, a questo è stato mamma, ti mette la testa. Lazzaro, se tu dica roba per te, pensa per te. Salvo. Non c'è un laboratorio mortuario. Cosa? Un officetto a noi. Mia, allora faccio come quando io cangiusciato. Non c'è camone. Piuttosto, che avete da così un centro da vita? Ragione, avere 50 cose per mare per monte, c'è da rifattura, ma fare altre, che non sono di infierde. Ma sempre per murare, ancora mancano 2 settimane, ci penso io, non ti preoccupare. Veramente ci vuole dire proprio che se lo vuole fare qualche volta d'amoroso. In che senso? In che senso? I fattori la mammucciamo, così si paga più prima. Santo, basta, faccio finta di non aver sentito. Io sono un ragioniere onesto e queste cose non le faccio. Va bene? Non me lo dire più. Ho provato, piuttosto io vorrei un favore da chiedere. Un favore? Cavallasse che se potessero aiutarsi. Grazie, grazie. Purtroppo, come ben sapete, io
pure. E chi discorso che faceva mi sta facendo un'altra versione. Dai che te presi, Per favore, che non tocchi un tasto dove mi sta facendo un caro malato, a me casa, non si vive più, non si dorme più, ma soprattutto non si mangia più, oh. Onestamente non si vede per niente. Facendo una conferenza, se continua così, a scopo. oh, non fa! Non te lo funerale di idiota, che bravo! La battaglia solo noi. Adesso ci pensiamo io e me va. Bravo, se come un amico ci vengo pure un bello funerale. Chi c'è il problema? Cioè, con qualcuno non può fare una battuta, che già mi mutere in tasca, io sogno non c'è tu. Un po' di compassione, per favore. Ragione che vuole nel nostro lavoro siamo maticolosi. Meticolosi, santo, meticolosi. Picchio che dici? Comunque, quanto alle ciampe, allora, il favore che dovreste fare è quello di trovare un piccerino per una mucchia. C'è bisogno che parleggi. Come ne vai al supermercato? Scusi, a 100 grammi di picceretto con torreggio mio. Se dici io non è ma si può fare mai capito, io non l'ho mai visto. Deve essere proprio un piccerino. Mia moglie si accontentasse pure uno, una mezzettaccia. Ma poi, parlando con voi di combattere con i morti, vi capiterà mai di trovare qualche picciottiello orfano senza padre e madre? C'è! C'è, anzi. C'è! Giovanni! Avevo 75 anni, c'è quello che fa da 95. Ma questa situazione è seria, ci bambini! Ma che è bello! E poi, ma mi pare giusto che tutti i piccoli e proprietà che ho io, quando muoro fra 100 anni, se la vanno a buttare qualche anno? Ma mi pare giusto! Non parlasse più, che te lo giuro io. Oh, finalmente! Alzalo e cammina, può ragionare. Io so che Mamma Maria, santo! Mi manca un strumento, ma le cose la comprerò mangiare. Oh, dottore, quanto me ne vado, mi c'ho la pugno, ma c'è a mia moglie, va per far stare calmo. mi piglia Che solo fra la poco assistente sociale, ciao! Guarda, suo marito e moglie mi fanno capuzzi, ma tu niente dici. Violino! Ma ti non detto niente. Preparami, che sono mi telefono che sta scendendo. Telefono. Sì. Cioè, quindi diciamo su questo te per battere tutta lei. Scusai, dai, zuffini, e sti così ogni tanto. No. Se decidi di prepararti mentalmente, ha voluto al mondo, che decidi? Mamma, non si chiama scanto, ma... Ma che cognome? Tu dici che ti vogliono anche bene, che ti dici? No, capisci? Io mi scanto, nonno. Io mi scanto Lazzaro. Ma che poi da poco non lo suona? Ma tanto spiegare. Rita, e facevo qualcosa. Cos'è che faccio? Mi rimane una mescianza, mescianza tutta scritta, un dopo. Quello non è che la tu non tempo vale.
perché io qua dentro sento puzza Sento e me ne voglio andare via presto. Brava, disprezza. Però, mi ricordo a puzza, a cosa che sulla tua casa, tu canazzo nero e fitoso capito, tutte e due. Senti, pietà, un cani, una polina. E come fa? Semmai, se la cercarizza, sai che cos'è? Che caso tu, io, come carescite, non lasciate una tutto con una bomba. Oggi vista, cosa hai detto tua sorella? Niente, niente, che c'è ancora solo 2 metri di E dice te, dopo tutti questi belli parole d'amore che vi dicessero, le cose di santo quando nasce, le cose non ve le più. Ma facciamo un salto a sparete, oh, allora prepara. Quando io mi dico, e ti dico, pigliamo da volete. Papà, pigliamo. Pigliamo mia, papà. Ora, voglio per la dama. Voglio dire, voglio per la dama. Ora, le concentriamo. Così scendono. Io ho paura, Milano! Quando va a dire cosa andiamo come una sghibbici? Assiedati, assiedati. E tu non chiare, sai, non è, concentriamo. Concentriamo. Siete pronti? Pronti. Siete pronti? Pronti. Siete pronti? Pronti. Ora dicete quello che dico. No! No. No! No. No! No. Scendete! Scendi qua. Mezza no! Mezza qua. Che avessimo bisogno di te! Che avessimo bisogno di te. E avremmo si dice ignorante! Che avremmo che avessimo, sempre un dia! Ora con nome, ci parlo solo io. Ora con nonno ci parlo solo io. No! No. Ora con nonno ci parlo solo io. Ora con nonno ci parlo solo io. No! No. Ora con nonno ci parlo solo io. Ora con nonno ci parlo solo io. No! No. Ci parlo solo io. Ci parlo solo io. Ci parlo solo io. Oh nonno. Nonno. Quasi oh nonno. Quasi oh nonno. Oh nonno, ecco! Nonno, ecco! Nonno, ecco! Nonno, ecco! Ma quale non è non che detto uno di macomba? Vai a pagare! Anche quello fa una ridere a me. Scusate signori se avere disturbare, ma sapere che la Sasha piace del panettato e non me ne avere scordato di aver portato. In questo caso non è una volta, è un dopo più. Tu le cama, non c'ha passare lasciato, capisci? Ma cosa avete fatto che vuoi trattare così male me? Io sono un bravo picciotto. Tu a mia non mi ha fatto niente, però io ti devo mattia, non mi posso aprire. Lei è razzista. Chiamami sottovuoto, ma devi stare a bene, e tu dopo non consiglio. Dice un sindaco Orlando che le ha detto, ma di casa, quando mi ha detto che ci va a casa. Ma questo
moglie. Insomma, tu dici scusa, a me non ne frega proprio niente. E senti, Nicolo Caramba, se tutto questo fosse successo alla mia figliola, io potevo prendere un culo, te ne stavo andando no conto, pensi punta, niente non si ha. Figurati, decide tutto lui. Senti che Natascia, che ci se ne va, se non caso c'è un 48, almeno lui può fartela la terra, sì. Macumba, senta mia, vuoi tenere sto pane? Che appena finiamo, io ti mando a chiamare il direttore a chiamo, va bene? Va bene, Poi Natascia, sali sciolto. Dai. E pure tu, spinnato, è cornuto! Non lo vuoi, ne togliamo le robe. Io sto sentendo scene così deplorevoli che quasi quasi mi vergogno per voi. Ora non si posso fare, pensavo alla tua famiglia, che posso fare? Ora potevo contemplare, vedi in camera di conosco, va. Ora concentrata, vai. Un ci parlo solo io, mi raccomando. Un è arrivato dall'ascensore, io ero morto. No. Oh no. Scusa che ti è successo, no. Papà, che sono contenti che tu sei capo. Mi riga a fare questi piccioli, papà. Mi riga a fare. Tu sai che me la terra non auge. Ciao, papà! Tu lo sai che ci puoi dare soldi a me perché mio marito lo sa quello che nemmeno lo fanno. Non te lo occupare, che pure io faccio di dormire. Mio marito tu lo sa. Stai bene, sì. Voglio dire, apro guagni, che canto con la parte. E dire due cose, ma non da me ne schiavo. Ma che famiglia, sempre che riesci a dare mi sapere, ma che fa? Su io conseguo, Oh, pensate a te, adesso non dico vero. Va bene, che cosa fatta devo decidere. Poter dire, vai immacolata e invece vanno a cucire. Chi si è deciso? E io ti voglio solo quando voglio facendo pace, va bene? Ora prendiamo, Lazzaro, Leone, di sopra e su. Bravo nonno, grazie nonno, bravo. E vabbè. Accettiamo le volontà del nostro caro defunto suocero. Ma dopo scontare che io faccio pace con te. Scontatelo, scrivetelo con giotto, scrivetelo. Ah, mia, mi dispiace solo, ma stiamo su e su. Per me, guarda, non sente niente. Non siamo niente, non ti preoccupare, soltanto io prima o poi sarei ferraio. Ma vai a bene, ma non che tornavo già a tornare città per la panoramica. Basta non ti dare più un cavallo. È un'altra figlia, vai. No, andiamo di cara voi, perché io ve l'ho sempre detto che in questo palazzo c'è poca cultura e devo piantare. Andiamo, Spintato, iettatore e comincio! Finalmente la porta la mano un pensiero! Eravamo un pensiero! Eravamo un pensiero per una ristorante. Senti qua, Bianca, dove abbiamo subitato, pure appena ancora. Figlia, lasciali subito, amma compri a chi sono voglio vedere più, va bene? Perché poi tu capisci una cosa, che hai una tomba, un cuoio e pavillo, non mi interessa niente perché sono capace di fare qualche malafissaria, ma sta capendo, va, ma sta capendo. Ah, va bene.
ce l'ho. Ospedale a casa di Santoro, ma non abbiamo bisogno di aspettare fino a ora. Non proprio, CT, compro terreni inutili. Ma che c'entra? Parla bene il cognome è mio cognato. Ah, parla piano è il cognome. Ma? Perché non si passa il mio cognato? Perché so che la moglie è proprietaria di un terreno a Bellolampo, me l'ha detto della gente del posto. E allora? Siccome la mia società vuole acquistare codesto terreno, sono venuta a fare un'offerta a questo signor signor Parlapiano. Ma lei lo sa che canna sul terreno è tutto di immondizia? Sì, lo so perfettamente, ma voi non sapete che fra 6 mesi la discarica chiuderà e noi faremo in quella zona una meta turistica favolosa, bellissima. Comunque, Scusasse, ma non che essere elegante, no? Ma quanto fosse questa offerta? non mi mettete in difficoltà, sapete che io per la privacy non ve la posso dire. Ma quale prima c'è prima? Io e me cognato sono meglio di frate, che dire? Può parlare, può parlare. Dite così, non c'è problema, ve lo dico. L'offerta che farà il signor Parlapiano si aggira sui 300, 400.000 euro. 400.000! Siete voi! Non ce l'ho fatta, però formare tutti voi. C'è 2 settimane senza preparare tutto, io non posso. Non vuole più nome, papà, maledetto dottore, maledetto! Almanizia, che ci insegnano l'antibiotica, aspirini, tachipirine. Dipende lei su così. Ma non siete buoni ai vicini che ti innamorano un po' di ma Io non capisco una cosa. Se stai male, ma chi ci spiega i vicini medicinali? Chi ci spiega? Tutti i sospetti medicinali, perché tanto sempre dai, Raffaele. Io non capisco perché fa per chi si fa in magia, perché? Se dipendesse da me, poi facevo questo chiaro tutto. questo è un bello funerale iniziale. Ma sì, e tuo funerale sarà una cosa niente, poi le notte un pezzo sarà sempre speciale, papà. Ma perché non devo una chiesa, sono una cosa. Alla spiaggia, il girone è sta casa, tutta a casa. Papà, per me sono inde, che capiamo quanto, inde. Vira sto zio su spiagato quanto picciolo c'è a raggiungere, ma vinne da nessun maledetto per dirlo. Certo, Poi dire però non nei mani non fecero scappare per che cosa? Per colpa della sempre spedita. Un uomo ci cui papà, ne dai sì. Come parla di loro perché se l'ha messa in mano? Avvocato! Ma perché un giorno un po' di tempo fa? Ti danno fatto Che così. stiamo facendo? Ci vuol dire che abbiamo fatto per trattare il percorso. Ma Un neato, questo è mio! la sostanza non è. Non c'è una sostanza, ma c'è che non fosse mio, devi Buono che ci sentiamo, buono. sì, tu ti devi sannato, Ma sì! quando c'è un qualche amica della sua Non c'è, non c'è, sei mio! Oh! Ecco come! Un euro. Ali, È leggerino, con la sua alizza leggerina. Cavolo faccio dire. Però se chiama giù della portiere. A calmare però, giù. Caro papà. Bravo, cominciò a guardare. Io me ne fosse voluta e sai perché? No, non lo so, non lo so. Perché tu non volessi bene a Macumba. Io l'amo tanto e lo sposerò.
freddo, non può, perché che non ce la sta morendo. È sempre una cosa, ti dirò per più, ma tu tornare in Natale non 100 euro la tua noi. Cacchita vuoi dire un morio qua e sta mettendo i figli, sa. E chi? Ma che c'è da non ci metti? Perché tu dici che sta vecchio? No, dopo tu dici giusto, se tu che casa vicina o colore ramuet. Ma botto a mia moglie dici che bella inizia a fare, dai, Amore santo, appunto, addebitare per l'altro giorno. Ancora più l'occhio per sempre, uno di San faccia una palazzo. So santo, un pezzo rosso! un pezzo rosso, è vero, bravo, chi si è fatta finalmente, bravo, ma così ci potremmo apprezzare la Che bicicletta. stia bene! Ma si scemoneco, tu sai che vuol dire? Ma siccome è un pezzo rosso, nel senso che era una buona posizione, un sacchi piccolo ci vogliono più caro, cioè questa è una cultura. Scusa, ma che capissimo? Un pezzo rosso perché pesa 180 kg! Ah, faccio la voce! Ma può essere male tutti gli male come la tutti poi tanto. È una cosa bella, sapete cosa? Cade solo a smocchiere e un figlio ha settato una feccia a rotelle. E allora? E allora? Un pezzo rosso lo lasci di rosso nei spade! Nell'assa va insonata veramente. Vabbè, io allora me ne va e me ne voglio la cos'è storia? Aspetta un momento. Allora, la passata io ce la faccio più, senza molto sai che ce la faccio, via. Potevo vedere. Vabbè, a posto, accettiamo, amore. Una maniera. Pesante? Tutto è sempre nome buono. Tempo da una caccia bianca a questo ticca, a questo ticca, No, però Lazzaro, mi soltanto che stavo a cancellare il favore. Mi sono innamorato e presto mi sposerò. E questa fuori? Una ragazza bellissima. È stato un colpo di fulmine. E va bruciò. Sì, d'amore. Ma chi sa di sì, dai, amore, dai, descrivimela, perché ha per un momento. Lo santo. Alta, capelli lunghi, castani, occhi bellissimi. Un naso piccolino, una boccuccia meravigliosa. Ma soprattutto, ben distante. Mi ha confidato che suo padre sta concludendo un affare troppo importante e adesso gli è entrato un sacco di soldi. Ma tutto questo per cacciare siamo, ecco. Non lo so, ma faccio non mi sa, però si intenta che non so niente di lei. Saccio solo che è pazza di me, non ci passare lo meglio. E allora, Ma che vuoi, pesante, mai chi sta a pensare per te, così ascolta, io intanto lavoro l'ho trovato. Tu ma chi può trovare? Ma non ho un spinto il genio come ti può trovare. Comunque, tu sa, faccia lo direzione morto. Poi più tempo passa, mi vieni a piglio i piccioli, va bene? Arrivederci. Tutti sono contenti che hanno nato, sicuramente no. Papà, Eh. sentami, la faccio la gente che capisce neanche se fa dire che ci sarà sveglia, ma no, anche se la tua figlia non fa una di giochi, non va bene. Ma che fa morire? Ma vale ma dillo per cortesia!
su, il personaggio è troppo fino, pare che tutte catate, ficerai. Allora le mie figlie ci disse, no papà, fa un mistore, fa un taglio diverso. Sì, allora io un po' si sente benissimo. Ha tagliato con due occhi, capito? Io mi scantavo l'ansia. Ha tagliato un occhio solo. Ci vicino alla capinata anche a vedere che c'è troppo di un dall'occhio. Ma comunque, la Edda scambiò tutte le cose. Il capo lo sentivo, il capo. Io cambiai la cosa di vita. E chi si era zitto? Raviamo stare, e che voi siete giunta. E che la camicia zitto non avevo di dirci, papà. Ma io lo amo. Ma io gli voglio bene, ma proprio il favore. Oggi commenticare solo. Lampe all'assare. Finisci. Perché tuo marito ha la faccia più dura che un balatone. Sì, un cuore. sì. Un nave cuore tuo marito. Un nave cuore, ma se cose non avessero succeduto assolutamente. Perché da l'ovest di suo padre si scanda troppo. Non è succeduto questo Ma sciopero. che cambia già? Ora dopo tutta questa bella lezione di vita che gli sta dando, che te ne volessi dare a casa questo come vuole lei e che ce ne frega di la bene. Ma io te ne andavo tutti a piangere. Io mi tiraio. Perché se scende qualcuno che mi giù, ma io non la faccio insieme. Poi Martino. Mi distraendo. Avendo a trovare perché la notizia. Lei non c'ha da piangere, signora Crocifissa, non c'ha da piangere. Perché se cose succedono pure una meglio famiglia. Almeno a lei se cose ci possono succedere, perché si dirà? Abbiamo un pochino, mi può succedere. Rimane tutto, per questa stanza non c'è solo me suo, ma ci sogno pure io. Secondo voi, signora Teresa, ma finisse per cortesia. Piange tutto io e non la madre la sera perché non ce l'ho più figli. Ma se mi segnasse non mi vedi che vecchia. Sì, lascia, sei maleducata. E se ci ha guardato questa voglia di disgraziata, Purtroppo, cara signora Crocifissa, so suo parlerà così, perché la vita ha avuto sempre tutte cose, ma da ricordarsi che la vita è la ruota. Oggi a me, domani a te. come ci vedi di tanta roba che ci ha bailato? Troppo belli, ma probabilmente un mese arriveranno. Perché siamo a buon punto ma lontani non più giù alto. Che sogno contento, signora Teresa, finalmente la bella notizia! Tutta la vedo più 50 anni. A lei non ci interessa quanti anni ha. Ma come diceva lei Artura, siamo granuti, è troppo uniti, non può annullare. Comunque, se Marri riesce, saremo tutti contenti, signora Crocifissa, tutti. Veramente, tutto fuori ci dico, signora Teresa. Vabbè, siete contenti? Ah, così finisce il piangere a scuola, va bene? Ma dove ne vai, va? Così! Finalmente, giuro, ma ti scie! Ma solo lo chiacchiera e così amica. Hai notizie di tua figlia? Mio figlio? No, che ti succede? Abbiamo cellulare del sempre raggiungibile. Certo, ma abbiamo cellulare che sta a scuola, ti fa rispondere male. No, mi chiamano a scuola con un giro, ci che fai, sta male sua figlia. Non c'è. Non c'è a scuola vicino. Non c'è. Ma dove sei vicino? Ma se ma te la scena con te che non chiede la stanno cantando, che non avanza. Ma dove sei vicino? Ma ci chiamano essere? Ci chiamano essere? Ci chiamano essere? E che ha preso Non è così che ora tua è una ora. La colpa di tutto questo è di tua figlia, che mette tutte le maledizioni sopra la mia famiglia, sempre. Ma io ti riano un Bologno, o ti riano un Bologno. No. Ehi, dillo, bello, scitto! A me non mi interessa solo mio. A me mi interessa solo che mia figlia torna a casa e va.
una cosa bucchiata. Guarda, a ma vedo il romano userà a puntare dei spade con se non mi crede migliaia. Ti stai dicendo la seconda volta, tu basta e Natascia. Abbiamo un a cercato, ne abbiamo come, e adesso giocavo un pochino e con Pazzavaglia picchiava influenza. Perché ma allora che c'ha mi scambia figlia? Sì, Arciano, hai capito che è un modo di dire con chi la ciavagliare, una scusa. Se scantano altro. Sì, Scantano altro. Se la russa caravanza giù non può è una cosa veramente... E tu che ci fa? Un delle figlie, una buttasti, un costava, non è spezzato mai, non è mia figlia! No, fai parlare me! Ma con le mangiamante, non è la divisa niente, non ne vedi più, non è che non siamo niente. O capisci, Nicolo? E troppo più, ora come dice una mia figlia, perché se no, ti ammazzo che mi mano che tutto nel boso, dico. O capisci, Nicolo? Non potete ammazzare me! E perché? Perché se lei ammazzare me, sua figlia si ammazza, sua moglie si ammazza, lei si ammazza e pure sbirdato si ammazza. No, non la capo niente. Io muoio, io faccio muovere, non la capo niente. Vostra figlia stare bene, io amare lei amare me, noi amare noi. Papà, Che? facciamo per amato. Che? Non ce la fai fuori perché c'è la candeggia, non me la posso Se voi fare così, vostra figlia non tornare più. Allora, un caliente però, aspetta. Perché tu stai bene cosa? C'è una a mangiare, tu a venire, c'è casa senza picciole. Vostra figlia stare bene, dove stare noi trattare benissimo. Ma quei che tratta benissimo, non è capitato, non ne sei. Non potere dire, sapere tutto dopo, la Sascia dire voi. O voi accettare me, o voi non la rivedere mai più. Ma Lupa, avere parlato, ci faremo sentire, e ma come lei, se non mi accettare io di portare la Sascia in Africa. Ma io si può usare sapere. Quei casi florite, che ci vedi senza parere. Tu capisci tutte le cose, non è Natascia, non è. Ah, mio vicino! Ah, mio vicino! Ah, ti piace sto però usato. Oh, la cosa è tutta dopo tu a me figlio, cosa da non credere. Ora non li potevo connettare. Avevo capito di che cosa va a fare, perché vuoi che andare a scendere a casa, ma tu l'avete caputa ancora. La va a cercare di forza. Io ne accetteranno un viaggio su di giorno, mezzo di me non lo vuoi. E allora che va a fare? Mi siete perduati, che va a fare? Già si te prendeva io di tutte le cose. Bravo. Non ti preoccupare, che qualche cosa troverò anche, stai tranquilla. Non è poi te le do a pagare. Che dice che aveva cognato? No, veramente cercavo a lei e a sua moglie. No, che perché? Perché purtroppo per la vendita del terreno sono sorti problemi burocratici. E invece chi ci assieme? Purtroppo al catasto il terreno risulta ancora a nome di suo suocero. Certo, vai. Quindi, essendo morto suo suocero, non può mettere nessuna firma sul contratto. E perché mi dice una cosa, nessuno vuole filmare. Certo che vuole firmare, ma non basta la firma sua. Per legge deve firmare anche lei, visto che suo padre non ha fatto testamento. E
tutti non arriva. Ma ancora non l'avete caputo, no? Che io porto solo a mio figlio, non mi interessa niente di vincere tutti i rieni. Ah, ti visto che sa dopo dopo vai tu. Ci vorrei sentire, tanto non si va così piccolo e tutte cose ampie, capisci? Una volta che l'ho pagato. Ma guarda, ma non è vero, semplicemente. Ma mi dicessi una cosa, lei perché è caldo? Dici cavallerio. Allora, qui ci sono i pantaloni del vestito, va bene? Qui c'è le mutiere, che ci vogliono solo punta e basta. Però mi raccomando, mi lasci più tempo perché mi siedono, va bene? Andiamo! Niente, se fa così ti vedo qualche cosa. Piazza a casa di Venenicolo, ma perché piazza a casa di Venenicolo? Oh, Monivoro, a me casa porta buona, anzi, ti ho sempre il meglio è. Potete scusare, perché ne intro
praticamente ne ebbero un figlio di Bodiaco. Ma che stupido, ma che mi sta dicendo? Ma ce ne sono dietro per me. È felice come una Pasqua, è lo settimo cielo. Ancora si tocca. Felice se ne tenere, quanti anni ha questo piccerino? Ma veramente è proprio piccerito non è. E lo sapete come motivo, perché siamo grandi e quindi chi sono 27 anni. Però l'importante è che un bravo ragazzo. E questo. E se tutti dicono un raggio. E io ce l'ho con tutto il cuore quando picciolo. Ragione, ma perché ti non puoi chiamare un po'? No, anzi, più tardi salite voi a casa mia, perché parteciperete pure alla mia festa. Perché se non è per un suo figlio, il mente è pure vostro. E precisamente di un membro della vostra famiglia. Allora Lazzaro. Un fetteneo per cittadino, un fetteneo per cittadino, un fetteneo per Comunque, cittadino. più tardi, a noi vi viene voluto, ma che vedete? Annunciano qualche cosa. Ma poi, sapessi a me che sono un po' di qui. Lasciala dopo scansa, fatiche. E bene che faccio una luce di suo bello picciottetto che hanno bocca di piccio dell'un ragioniere, dei mariti, e sta tutto a posto. Ma tu come fai a dire che dietro se manco conosciamo nemmeno? Non c'è fissa, picciole fanno bellezza. Poi la fissazione che ci deve fare un po' chiaro. Questi piccioli di fenestrale che non me la potuto la dire. E tu non gli hai capito niente. Senza materia prima, ti dice non c'è ne. Sai che ti dico? Io me ne vado da lì. E c'è una cosa che causa la ragioniere. Perché a sentire di fare tutti questi discorsi lunghi, mi stanno smuovendo niente. Non ti sopporto più, no? E ti dico pure un'altra cosa. Ti stai mandando a fare un culo! Sono tutti sognatrici, basta che c'è l'amore e c'è tutto. Ma che hanno capito la vita, che hanno capito. Ma va bene come poi c'è tu? Io. Amo è. Mi piace di più. Ti può picchiare all'università senza cadere. Che è? Mi fai sapere volontà di ammira, cazzo di comissiera. Guarda poi io. Ciao, zio. Ci vedo buona, dolore sta in casa. Ti devo parlare, la zia non c'è, è lui che fa dorme. Non si è da linza, io vedo che fanno le case. Ci è quell'Italia. E non c'è fissa dalle cucce. Cuccia, tu non la dai? No, non lo pudici. E tu che ci fai? Lo sai che come le vicine stiamo venendo pure spiacere, lo sai? Zio, appunto per questo sono qui, ho bisogno del vostro aiuto. Ti sei buono. Tu hai bisogno del nostro aiuto. Esattamente, precisamente di Lazzaro. Poi del marito che porta il cuore era tua, è bisogno di me. Lo so, ho sbagliato a parlare male di voi, ma nella vita tutti possono sbagliare, spero mi perdoniate. Ma certo che ti perdonavo, non ti preoccupare. C'è che cosa hai bisogno? Che se Lazzaro si può ti aiuta. È pieno Lazzaro! Lo sai che se mi intrometterebbe nel discorso, ma tu non ne puoi salvare. Allora perché sono qui? Non venisse sola. No, lui qua fuori che mi sta aspettando. Ma perché non Non me lo dai. Buongiorno, tu santo! Oh, che salve, però non mi ha pagato molti che hanno a fare buttando con bene puta. Appena finisce, ti ingano, va. Io, ma che fai? È lui il mio fidanzato. Proprio così. Scendi, amore!
vostra nipote. Questa è il tizio della cucina dove sta per un banchino di su. Basta, non ho molto tempo. Se mio padre si trova qui sono voi per tutti. Signora Giulia, non dici cosa fare se non sono uguali. Sono 25 anni che mio padre mi offrì, e devo vivere come dice lui e devo conoscere solo chi piace a lui. Basta, mi sono rotta le scatole e adesso faccio il modo mio. Guarda, non ti fai stare zitta e non che va a fare. Io sono qui solo per mia madre, la bravissima di mio padre. Lei senza di me morirebbe di crepacuore, ma neanche sarebbe disposta a venire con me a lasciare mio padre. E quindi per il suo bene sono costretta A fare pace un po'. Giusto, e qui solo tu ci puoi. Io? Ma se mai chi sei che non devo fare tutto papà. Devi sapere che mio padre si sente tanto intelligente e colto ma in realtà è più ignorante di voi. Diciamo che Figurati che è convinto che tu gli abbia fatto una fattura malefica. Via! E siccome gli stanno succedendo una serie di disgrazie una dietro l'altra, è convinto che se non togli questa fattura morirà presto. E che tu che volevo? finisci, la risposta è sempre tu fai un retino. Quindi tu pagherai un mio suocero. Incinerai che non se ne ci fa sto figlio riccia con me, si intende, eh? Sta fattura c'è lì in capo e ti scazzo non ci sono nessuno. Bravo amore. Dici tu una cosa, non lo posso io taglio questo, giù. A mia da parte sto appunto già. La volevo dire che tu facevi gratis. Prometto che ti farò dare la metà del ricavato della vendita del terreno. Va bene, ti aiutiamo. Ma veramente ci vedi lì? Dai insieme. Dai! Via, tranquilla, perché Natascia tornerà presto da te. Ci siamo sentite e mi ha detto che non ho chiamato di abbracciarmi. Poi ne figlioli milione. E questo non te lo posso dire perché io l'ho giurato, ma stai serena che la rivedrai presto. Adesso andiamo, dobbiamo farci trovare qui. Sì, sto attento che se devi tuo padre su uguali. E anche tu dovresti cambiare idea. Ora pensavo a te che faccio pensavo a te. Siamo in una casa, cambiate le meta, non troppo bene che sale il suo. Pensavo. Sai che a fare per convincito? A me la A fare scartare assai. A me la che c'è qua? Spondona, Che bravo. c'è? Tu sai che hai trovato la testatura. Assomiglia a un personaggio che conosco io. È Piero Santo. Oh, un paragone alle mammie, almeno i Santemo una cosa di proprietà ce l'ha, perché tu manco un angolo di proprietà, ma chi sta dicendo? Guarda. Mai che la cosa che mi ha perso. Ma come ho parlato di cos'è? Parlo come un manato, A tutte loro. Un bambino non so passare. Ma me pare che sono fissa. Ma manco stai. Io capisco come cambia cugnato. Non ci fate fermare un momento non terreno. Forse non scuidassimo che è di mia proprietà. tu, capo tu lasso. Tu primi conto, con mio zappella. E che sta fosse? Ma non me l'hanno. A me per tutta la tua. Ma che via, chi sta c'è un po'? Il secondo volta. Il secondo volta. Scuidassimo che mi sono in persona nella seduta spedita. Me lo so, tu te ne mangi, scuidassimo. Ma chi sta incontrando? Ma
finisce un bello prezzo Pierce. Ma certo, io non posso campare più, io mi so che fare. L'altra notte lo vedo in sonno tuo figlio. Ma dice che dammi io, vieni, che vengo. Venisse che ha voluto tornare a casa. Vogliamo vedere. Tranquilli. Però, venisse che ha voluto tornare a casa, usò zitto e tu l'accettato. No. Per me può stare a te, te la dico, la mia fiducia, no. Allora tu guarda te concio per la camoa. Tu stai facendo fare lei, ma poi io capisco una cosa, come voi avete questo pensiero succede. Per me c'è qualche cosa sopra. Non c'è niente sotto, è che siccome sta venendo Natale noi vogliamo essere più buoni, vogliamo unire le famiglie, solo per questo. Sai che ti dico, che dobbiamo essere più buoni. Dobbiamo fare una proposta che lo vogliamo. Ma certo, come sei più buoni. Va bene, io mi avvicino a mio figlio lo so zio. Certo. Ma prima tu devi sopra la tua ma su a casa. Come vedi, i nostri destini sono paralleli. Metto tutto per provare, state fregando Ma poco. chi c'entro io con ma non c'entra niente? Ma come che siete? Come che siete? Che fa? Veniva a contato come chi siete, ma bella casa, ma bella cosa. Giusto, vicino, e fanno ridere che come tu stai cantando, fanno ridere. Ma che fare Ma lanciare? lo dico io! Nino! Che? Ma tu prova se facessi questa proposta, c'è un po' Ma tutti facessi tutta questa discussione perché non sai che hai grammato un palinza, un soffrano mai, via dov'è? Il maligno! Guarda, dite tutte voi, se vi mettete in una valanza, vi siete siete stessi. Guarda, siete orgogliosi e vi sentite di essere uomini con questo orgoglio. Una volta caputo in Messica, essere uomini significa accontentare le montiere e le figlie. Non sono disgraziati. Cosa carica e via. Questa resa, ora su questa resa, ma come? Ti passo la puntata la cognato. Senti, siccome io sono un uomo di parole, a me proposta è sempre valida. Sì, non puoi! E lo sai che ti dico tu? Per me per mia, forse non è, tanto che bisogna riccioli, onda, immacolata, amorevole. Ma dai, Salvatore, no, guarda. Tu, io me l'hai fatto, e l'accettato. Accettato. E me ne sai, è un uomo d'onore. Sento cognato, devi pensaci, perché fa felice no una, a tu famiglia fa felice capisci? Immacolata, amorevole! Uno, due, ecco! Mi piace io, papà. Mi piace te, mamma. Quando fai queste cose ti voglio bene addossai. O te non vuoi più, poi se non è. Ma va, faccia cane. Fumo sei un Bravo, quindi faccio cagare tu che cosa segnato, che cosa sento? A me non mi interessa solo che Natascia ritorna a casa. Visto che viene, questo pezzo non devo sapere niente, dove sta due e fuori. Sente qua, io a me figlia, però non ci hai fatto mancare niente. E perché sto fatto della così? Perché se da donna senza il tuo Nicolo Macomba, io accetto. Perché se tu picca a chiesto, bella affare che fa, bella affare. Se la tua vittima scuderò, ci si imparrà. Certo, vai a lato se tutto contiene. Manca Natascia, non ti interessa niente, vieni. Ti disse che la certifica chi sto bella affare che fa. Proprio un bell'affare. Certo, casa non sei piccole.
anche, ma come si cammina? Ah, sono Giuseppe, grazie che tu stai dicendo, ora davanti, a La Giuseppe mi sta dicendo che mia figlia ha alzato tutto il tempo alla sua casa con domingo. Prima di tutto, Caosibolo si chiama Macumba e secondo voi lei e suo figlio la deve rispettare. Non se ne parla proprio, c'è di che sta mia figlia cacchiare e che mangia partita, bello fiero. Santo, prima ti voglio presentare a mio figlio. Vi daranno a E che dice un nervo? Ma Macumba è figlio vostro a tutti gli effetti. Quindi, se non ne trovate tutti i picci lo passano a me. E se non ne trovate tutti i picci lo passano a me solo. E se non ne trovate tutti i picci lo passano a me facendo a mano. E se non ne facendo a me tutti i picci lo passano a me con loro mano. Santo, non venuto ma chi se ne sta. Sì, passerò proprio tutto a lui. Anzi, da domani lui viene a lavorare nel mio studio. Allora, caro, niente, non me ne cambia, piazza il dottore. Ascindi dalla lavare un milione e tu non fai Ma signora Teresa, ora noi che siamo consociati. Devi pure lavorare pure tu. E se hai bisogno di raccogliere il rumore in metà mia non ti posso fare niente. Ma io invece ti volevo domandare scusa per un gesto difficile, però di chi ho usato mi teneva sempre filmata, ma a capire che quando una donna è innamorata non capisci più niente. Ma quale scusare, anzi, fa chi se vuole a fare. Sto facendo rumore questa Il bello pesciuto, ma non mi caga qui. Ma ci scendiamo che stiamo preparando una bella fiesta con tutti gli amici di mio figlio. Se tutta l'Africa sarà americana, fare mangiare, basta. Perché ci sono assaggerò pure io Ma ci sono fare cazzato. Ovviamente pure voi siete invitati in questa fiesta. Basta però che Lazzaro una comincia che insieme, ma se no viene una. Non ti preoccupare, ci fai tu per non pagare, comunque lo faccio pagare tutta la settimana. Io faccio un digeretto sulla musica. Do. Comunque ora noi ci scendiamo. Vabbè, però Teresa mi ha fatto un piacere, ma lasciare a tuo figlio un capo che aveva un'altra discussione per i suoi, mi faccio un piacere. Che la tu sono pure. Sì. Vabbè, ma Pumba, rimani qua, però appena finisci scendi un solo aiutare. Va bene? Arrivederci, ci vediamo dopo. Ah, come sono contenta di essere nella casa! Uè, ma manca niente di essere felice! No, figlia mia, ad essere contenta e felice non manca l'episodio della cucina invece. E quello. Ma dopo io che faccio qua? Avevo roba fai E guarda che ci faccio? Mi mandava a chiamare Ianto e ci si avvicinare. Ginetta mia, come stai? Cucina! Calanzona, se mi chiedono calanzona, se mi chiedono. Come sto? Quasi a posto. Ora
veramente troppo tentante che sento fare una discussione giusta. Ragione, hai ragione. Ora, Ma ne può chiamare? sì, tu danno via, sì. Che guardi, ti viene da rincia, te ne una diciamo io, sai? Che bello, gioca la Bucciarello! Mi stavo volando lì. Sai che fa? Ora chiamo Ma guarda! Scendi subito che devi parlare, poi chiamo il tuo marito, scendi subito! Ma tu guarda, croce questa, chiave, la croce. Scusa, Sam, papà, un Sam, c'è un zero, come stai un zero? Sì, no. E chi sei mia? Hai una cosa importante da fare da dire. Allora scusate, io do il disturbo. Ma quale disturbanza devo rimanere e fare la testimone a chi c'è sia? Non so di che cosa parlate, ma non c'è problema, non fate da testimone. No, lei deve rimanere, così una volta per tutti definiamo il discorso del terreno con questi due poltroni. E quando muore mai? E quando muore mai? E quando muore mai? Allora mi ne chiedo, io mi sento malorato. Un po' qui, tieni le mani, un po' qui. Sono i cognati che te lo ricordi che poco fa mi hai dato la tua parola d'onore? Per tia, la parola conta, ancora. Però per me, mio nonno e mio padre, la parola è il Vangelo. O capite? E tu non ricordi di che cosa murai? Sì, per tua figlia, come figlia tu sei, certo non mi ricordo. E intanto un libro si chiama Macumba. Ma sempre libro è. E come ti disse la parola corta? Certo che conta, sì. Va bene, Ora chiamo. Natascia! Macomba! Carolino! Ti voglio fare sapere che le figlie mi vengono presentate ricche di mio marito! Perché io... Mi sono lasciato!
via, adesso lo presa, giusto? Ma vero me, sì. Tu vero me già nisci. Però, se dai strumenti dallo stampone lo fai come? O pure la tua affari alla parte, giusto? La cognata, via, o via ancora? Ma stai usando un punticino, giusto? Ah, sono Non è proprio. Allora, dopo tutte queste belle parole, caro Lazzaro, vuoi dire qual è la morale di questa commenta? E ora per finire voglio dire una parola. Guarda una pace di mano, sì. E voglio dire a voi, che se siete scegliate i vostri parenti, pieni d'età, terreni, case, bici, non ne vale la pena. La vita è una sola e va vissuta in pace. Come disse un noto papa del Cinquecento, Francus Romanus Primus, i piccoli sono moneta! Bene, allora, intanto... Ti ringraziamo veramente entusiasmante, entusiasmante. Entusiasmante. Veramente non applaudo che non ci piace. Velocemente avevo promesso il saluto era vabbè, altri 5 minuti. Volevamo ringraziare il nostro parroco che ci ha messo a disposizione questo bellissimo teatro, piccolino ma accogliente con queste poltrone comode. Grazie Padre Angelo. Poi vi presentiamo componenti della compagnia, cominciando da coloro i quali lavorano dietro le quinte, ma non per questo non utili e indispensabili, con la nostra suggeritrice Piera Buttitta. Il nostro tecnico audio Gabriele. Adesso vi presenteremo la compagnia. Peccato per chi se n'è andato. Ma senti, stasera farò una preghiera per te. No, manca fotografia. No, mi dico in Allora, iniziamo con presentare Sergio Faragna. Laura Menino. Giovanni Lorenzo. Lucia Bonino. Miriam Ciratti.
giusto inserimento. Se lo faranno. No, in realtà è vero, ci siamo conosciuti a 16 anni e abbiamo detto facciamo una compagnia, sì, avevo 38 anni. Dicevi una piccola, non riuscivamo a parlare. Ma la prima commedia mi ricordo che fu Fiat Voluta 6 e sempre esatto nel 1993. Roba tanto che se vediamo le foto altre Mai sapevi se no 60 anni. Lui è convinto di essere il numero uno a Palermo. No, lo so, no. Quasi quasi ci crediamo, quindi un grosso applauso per lui. Giovanni Tanto di equivoci, la commedia è nostra. 90 mila, 10% su, dico per E poi l'ultimo saluto noi lo volevo fare al nostro componente della compagnia che purtroppo ci ha abbandonato, cioè purtroppo veramente troppo. Non c'è più tra noi. È Totò Lamartine. accendiamo la luce per Sarà piacere. orgoglioso. Dico, noi adesso ne abbiamo. Giurai andremo in scena con una commedia proprio ancora non abbiamo fatto, quindi inedita, scritta da noi a 50%, anche ora. Il titolo è emblematico, Cuoioncino la spalla. Molto applauso. E per voi.